Mister Tacchinardi, l'occasion di fortuna per una giornata veramente inclemente che forse, possiamo dire, può aver condizionato un pochettino anche la prestazione di entrambe le squadre, però insomma c'è poco da recriminare forse in un risultato negativo sviluppatosi in questo modo. Cosa ne pensi? No, c'è molto rammarico secondo me, perché la squadra ha fatto per me una buona partita contro secondo me una delle squadre più forti del campionato. Io reputo le Dolomiti Bellunesi insieme al Treviso le due squadre più forti, però ha fatto un'ottima prestazione. Purtroppo abbiamo avuto quelle due disattenzioni, una nel primo tempo e una nel secondo tempo, e loro hanno sfruttato al massimo quegli errori che noi abbiamo fatto. Poi dopo purtroppo nell'andare avanti della partita, a causa anche del meteo, è stato complicato, perché poi quando piove così tanto, il campo è così tanto pesante, naturalmente chi è in vantaggio della partita ne beneficia perché riesce a difendersi meglio. Ci abbiamo provato fino all'ultimo con i cambi, purtroppo i ragazzi non sono riusciti, però secondo me hanno fatto una buona partita, si sono impegnati, hanno lottato come hanno fatto a sabato con il Treviso. Peccato per quelle disattenzioni, perché anche oggi abbiamo fatto quei piccoli regali che a queste squadre qua purtroppo quando li concedi loro subito ti penalizzano subito. Immaginiamo quindi che ci lavorerete in settimana per quanto riguarda questi episodi, queste disattenzioni. Ma tutte le settimane cerchiamo di migliorarci, cerchiamo di lavorare sulle cose che non facciamo bene. Oggi credo che quelle due disattenzioni lì sono fotte un po' da un po' anche dal campo, no? Un po' anche quel passaggio del primo tempo in uscita che magari si voleva allontanare, invece a causa anche del campo pesante non siamo riusciti. Loro devo dire che sono stati bravi perché hanno sfruttato quelle due l'uniche occasioni che poi dopo noi abbiamo sbagliato, perché poi è logico che il gol sulla rimessa laterale è una cosa che, come un po' mi ricorda un po' il primo gol che abbiamo preso con l'Est nella prima giornata di campionato sul rinvio del portiere. Sono situazioni che soprattutto con queste squadre qua non possiamo permetterci, cioè lì ci vuole più attenzione, più concentrazione, bisogna capire, bisogna nasare un po' la situazione, capire che anche con quel campo qua certe cose non si devono fare. Purtroppo non l'abbiamo capito, loro sono stati più bravi di noi a capire com'era il campo, a capire com'era la partita, e in quelle due occasioni lì ci hanno punito. Forse anche un po' più cinici in senso sportivo, ovviamente. Beh, assolutamente, perché a parte quei due regali lì che abbiamo fatto noi e i due tiri in porta che hanno fatto, sì, hanno avuto qualche contropiede negli ultimi 10 minuti perché noi eravamo sbilanciati e buttavano su questi palloni qua, non riuscivi, il campo era talmente pieno d'acqua che non riuscivi neanche a liberarla, quindi però loro devo dire che dietro non hanno mai fatto errori, non hanno mai avuto sbavature, quindi questo è un merito, no? In queste partite qua così sporche, così brutte, loro sicuramente l'hanno fatta meglio di noi. Vedendo il bicchiere mezzo pieno, prima Treviso in 3 giorni, poi Dolomiti, due squadre probabilmente accreditate, come dicevi, a essere veramente le protagoniste che potranno giocarsi la promozione. Il Mestre non solo non ha demeritato, ma al di là degli episodi poteva anche portare a casa molti più punti di quelli che ha fatto, quindi è un segnale di consapevolezza notevole. Sì, allora questo sicuramente è il mezzo pieno, il bicchiere mezzo pieno, che abbiamo veramente giocato alla pari con due ottime squadre, abbiamo fatto due belle prestazioni. È logico che però bisogna guardare anche l'altra faccia della medaglia, perché questi gol che concediamo sono un po' ripetitivi fin dall'inizio, no? Questi un po' regali di concentrazione, attenzione, e quindi insomma è un conto se gli altri sono più bravi di noi accettiamo la sconfitta, accettiamo gli episodi, poi dopo però in queste situazioni come oggi facciamo questi due errori qua, un po' ripetitivi, un po' questo il bicchiere mezzo vuoto. Ci dobbiamo lavorare, come ti hai detto voi prima, ci dobbiamo lavorare durante la settimana, soprattutto dal punto di vista mentale, perché le partite vanno giocate fino alla fine, bisogna capirle soprattutto, cosa che oggi magari non l'abbiamo capita del tutto, quindi anche oggi una lezione da portare a casa, secondo me è una sconfitta immeritata per come i ragazzi hanno giocato, sono impegnati, e purtroppo quelle due disattenzioni che hanno avuto poi naturalmente penalizzano il risultato e poi anche il giudizio magari sulla prestazione, però credo che la squadra abbia fatto una buona prestazione.